E allora, amici bellini, veramente non la volevo quasi nemmeno vedere. Controllate di essere iscritti al canale perché per un paio di giorni uno non fa video e YouTube dice via tutti gli iscritti, anche quelli che sono iscritti, via, li cancelliamo. Quindi per favore controllate, io sono andato. Proprio prese proprio dalla cosa. Allora, non la volevo vedere, un po' per protesta, un po' perché mi manca il Napoli, non ce la faccio più. C'è Spalletti che in qualche modo ci ricorda il Napoli e con gli amici bellini insomma, di Telegram, in effetti il secondo gol di Di Lorenzo è proprio un gol di spallettiana memoria dell'epoca nostra, insomma, se vogliamo. Davanti al portiere. Ma insomma, quindi io il primo tempo niente proprio, poi per sfizio fammi vedere, eccetera, eccetera, e si parte con quel gol. Quindi non lo so, il rigore, Reteghi come l'ha segnato, non so se era rigore, questo me lo potete dire voi nei commenti se vi divertite con la community. Però ho visto che poi batte una punizione Raspadori e va di testa di Lorenzo, automaticamente è forza Napoli sempre, nonostante insomma se qualcuno guarda i video che non è per forza tifoso del Napoli pure va bene, però a noi insomma un pochino più ci fa più piacere e non posso mentire. Quindi bello, un po' di Lorenzo capitano e quindi così tatticamente. Oramai il video che ho fatto, l'ultimo che avevo postato, secondo me è abbastanza esaustivo sull'idea di Spalletti. Con queste caratteristiche, i giocatori con queste caratteristiche mandano un po' in difficoltà le marcature degli avversari, specialmente quando ti vogliono venire a prendere uomo su uomo. È chiaro che un Calafiori che va e te lo ritrovi a centrocampo, un Tonali, signori, qua dobbiamo, se vogliamo parlare a livello di prestazioni individuali, Tonali mi sembra uno che sta facendo la differenza in nazionale, va a tutto campo, c'ha forza, c'ha tecnica, è un bel vedere, nonostante sia uno di quelli che per polemiche varie, ma questa oramai è la polemica, cioè tra questo tipo di partita contro questo avversario più le altre cose non ne usciamo dalle polemiche e dobbiamo accettarle. Però Tonali tecnicamente sta dando una grossa mano, Frattesi segna sempre, è proprio la sua caratteristica, insomma, cioè, eccolo il capitano, prima doppietta in nazionale, perché poi quando entra Maldini fa un bel passaggio per Udogie che va fino in fondo. Vedete che l'Italia c'ha Di Marco che fa un altro assist e sta in una grandissima forma, però Udogie pure potrebbe meritare la titolarità. Vicario male Meret, però onestamente si vedeva già, se voi vedete le azioni, i secondi poco prima del calcio d'angolo loro, già lo stava disturbando, quindi io non ho guardato ovviamente il calcio d'angolo, ma guardavo in aria e in effetti quello lo disturbi, gli fa proprio il ponte, si mette davanti, quindi assurdo aver concesso quel gol a loro. Ha detto Napoli, quindi così, però l'Italia si è rimessa sotto, che era il 2-1, abbiamo subito rimesso le cose a posto con Frattesi e poi bello il gol finale di Di Lorenzo perché quando al limite dell'aria potresti essere invitato, potresti farti ingolosire dal tirare al volo e magari è più difficile, invece controllo e tiro ancora meglio, controllo assoluto della padronanza tecnica in questo caso. Ha giocato Lobotka, ha giocato Kvara, basta, è entrato anche Buongiorno nel finalissimo, va bene così, basta, vedete di tornare a casa, avete sudato, asciugatevi, fatevi la doccia, così, basta, dobbiamo ritornare a parlare delle cose nostre perché c'è l'Empoli, perché non ce la faccio più e dobbiamo parlare di campo, ma di quello che ci interessa e quindi affrontare le cose della Serie A. Tra le varie curiosità, Gyökeres ha fatto un altro gol e un altro assist. Io non lo so se la Francia fino alla fine ha vinto perché stavano un po' soffrendo. Dovremmo essere qualificati, tutto a posto. Ne so pochissimo, veramente. Vado in difficoltà a parlare
poi di cose che non so. Ma è giusto per riconnetterci perché mi mancavate. Sono tornato dalla campagna e bisognava riconnetterci. Quindi vi chiedo i like di I miss you so much. E dai, riconnettiamoci, vediamo di organizzare anche qualche live in attesa del ritorno delle partite di campionato. E così riparliamo delle cose nostre. Si sta parlando tanto di mercato, si sta parlando Simeone, Raspadori, e poi Raspadori se gioca così, poi si sta parlando di Neres che deve giocare per forza, tutta una serie di altri discorsi. Ha parlato Giuffrì, ovviamente no, perché quello è sempre il primo a essere chiamato. Ha parlato di Folorush, di Mario Rui, di cose. Io sugli altri piccoli social mi sono divertito a riportare un po' di parole di Giuffrì di tempi fa, dove lui diceva è più facile che ci litighiamo io e le nostre mogli che io e Mario Rui, non litigheremo mai, siamo contenti, siamo perfetti, e invece lì l'altra cosa che lui disse, quando Mario Rui vince lo scudetto poi lo porto a Dubai. L'ha vinto Mario Rui lo scudetto, non l'hai portato a Dubai. Tutte queste cose i giornalisti che sono con culo e camicia, con Giuffrì, non le ricordano, non le vogliono dire. Io invece me le ricordo e le riporto, perché non devo chiamare Giuffrì, non devo avere notizie sotto banco di spogliatoio, qualche cosa, qualche primizia, che poi quello racconta pure balle. Quindi nel chiedere agli addetti ai lavori di essere onesti, vi ricordo che Giuffrì proprio lo ammette. Io dico balle ai miei assistiti. Folorush ci stavamo organizzando io e Manna per darlo all'Atalanta senza dirlo a Folorush. Cioè, voi assistiti, rendetevi conto con chi avete a che fare. E voi addetti ai lavori che state sempre lì a telefonarlo per avere l'esclusivetta così, ma siate onesti nel racconto del calcio e di quel che c'è. Non è un bravissimo procuratore, non ha fatto sempre il bene degli assistiti, non ha trovato tutte queste offerte. Napolitano non se ne va, non le trovo. Quindi è una riflessione che anche questo, non ne volevo parlare, non faccio il video, ha parlato Giuffrì per dargli ancora più così, ma chi è arrivato alla fine di questo video, la mia, l'ha saputa, chi non è d'accordo con me, io vado a raccogliere le mail. Questa è la novità, voi ricordate, no? Che ha inventato il TVB, quando qualcuno viene ad insultare, un abbraccio, perché evidentemente è mancanza d'affetto quando uno viene a insultare così. Adesso ne invento un'altra. Se non deve essere per forza d'accordo su tutto. Se non siete d'accordo, per esempio, se uno viene e mi dice guarda che Kvara sta giocando male quest'anno, proprio malissimo. Com'è bella questa cosa, è un effetto, fate uno screenshot. Se qualcuno mi viene a dire così, allora io rispondo, vado a cogliere le mele. Nel senso, hai il diritto alla tua opinione e io vado a raccogliere le mele, stacco completamente. Quindi sarà un mio modo di rispondere a chi poi non riesco proprio a essere d'accordo. L'emoji della mela, mettetela sotto così, lo capiamo solamente noi che abbiamo visto questo video fino alla fine. E poi qualcuno domani chiederà ma perché è sempre martedì, ma perché, che significa l'emoji della mela? Vado a raccogliere le mele, non c'è problema, è staccare tutto e senza to not engage, quando uno per forza si ha da afferrare e si deve appiccicare perché no, la mia opinione è più importante della tua, eccetera eccetera. Le mele, vado a raccogliere le mele, vi abbraccio, vi saluto. Se mi volete dare qualche like, dato che questo video non se lo vede nessuno perché non è l'Italia, ma possiamo parlare di Raspadori e di Lorenzo, magari qualcuno in astinenza come me di Napoli, da New York, perché sono tornato. Valerio Fluido è tutto, un abbraccio, un bacio e ci avviciniamo all'Empoli.